siamo con la vincitrice della gara femminile, Isadora Castellani. Dunque hai fatto anche un buon tempo, mi sembra, è andata bene, ci fai un piccolo riassunto, Isadora? Sì, oggi sinceramente puntavo a fare un po' meglio, ma sono veramente contenta e soddisfatta delle sensazioni che ho avuto, perché questo ultimo mese, devo essere sincera, non stavo bene, gli allenamenti non mi venivano, ero un po' demoralizzata. Dopo Udine sinceramente ho avuto un piccolo calo, ho fatto la mezza dei borghi arrivando seconda, però lì infatti sono andata a fare le analisi del sangue e ho visto che ero un po' stanchina. Non pensavo di star così, però uno punta sempre in meglio, però mi rifarò di sicuro andando sotto l'ore 18 presto. Sì, e il tempo tuo, ricordacelo? Oggi ho fatto il personale di un decimo di secondo, 1:18:26 penso, come l'avevo fatto 5 anni fa, e quindi sto tornando ai ritmi dei vecchi tempi, anzi spero molto meglio dei tempi passati. E hai fatto la corsa da sola? Perché noi da qua non abbiamo visto. No, voglio precisare che sono stata fortunata oggi, ho avuto un bel gruppo di maschietti che diciamo che ogni tanto passavo io in testa ad aiutare loro e loro aiutavano me, quindi sono stata contenta, anzi li ringrazio, non li conosco ma li ringrazio. Bene, d'altronde questo percorso è veloce, no? È un percorso che comunque permette anche, diciamo, a tutti noi di migliorarsi. Tu l'hai fatto comunque, quindi è stato positivo, nonostante, diciamo, i tuoi timori per gli allenamenti e per la preparazione, direi che hai fatto un'ottima gara. Sì, sono contenta, un bellissimo percorso, è la prima volta che la faccio, anzi ringrazio Fabrizio Virgolini, l'atletica Jan Micco e la maratonina udinese, non la dimentico, la ringrazio e niente, speriamo in un 2014 sicuramente migliore di questo. Contiamo di rivederti, quindi pronta anche il prossimo anno alla partenza. Più pronta di sempre. Bene, grazie ancora, complimenti, ciao.